E prima mi raccontava che il papà era un cantante, no? È un cantante papà? Sì, cantava, suonava la chitarra. Esatto. In realtà lavorava in banca, ma per Però hobby cantava. si dilettava. Si dilettava, Allora, in Calabria, tu sei sì. calabrese, Sì, miei in genitori. Calabria con lui ovviamente andava a fare i matrimoni, no? Sotto Le le serenate, finestre, le le serenate serenate. sotto le finestre finestre della dei sposa. futuri sposi. Lei aveva 8 anni e se la portava dietro. Sì, e io andavo con mio papà e i suoi amici, ero l'unica femmina, l'unica bimba che poteva essere ammessa in queste cose tutte certo. da uomini, e cantavo questa canzone sotto le finestre delle spose, e poi perché era la canzone che mio papà ha dedicato a mia mamma quando si sono sposati, per cui ho scelto questa canzone, anche perché sono 50 anni anche dalla morte di Luigi Tenco, per cui facciamo anche un omaggio a Luigi Tenco, che è l'autore di questa canzone, e questa sera la devo dedicare, mi dovete scusare. No, io so che la dedichi. La devo dedicare, so, ma lui mi sviene. Io la devo dedicare a Gianni Turco, Oh, questa canzone. Assolutamente. Se stasera sono qui e ogni parola gli calza a pennello. Ti voglio bene. Hai capito? Quindi solo per te, Gianni. Allora, dedicata a Gianni Turco in ricordo di, ovviamente, Luigi Tenco. Se stasera sono qui, Daphne Barillaro. Grazie. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Anche se non lo sai. Daphne Barillaro. Grazie!